E in aberto invitato di sto sabato è mu piacere da cui a Pedro Squarcini di Teatro Nostrale. Salute! Buongiorno Marc-Andrea, buongiorno a voi tutti. Allora, per cominciare, qualche parola nanta l'origine di sto Teatro Nostrale e poi soprattutto nanta s'andatura. Mi si pare che mo chi fa cu un'andatura che è proprio un'andatura schietta e popolare corsa, una misura dove so personaggi, i personaggi di Teatro Nostrale le mu conosciuti in da nostra vita, in nostro quotidiano. Ecco, ognuno si ritrova in dei personaggi di un teatro nostrale e seconda persona che gioca di noi può avere di noi un rammento, un ricordo della sua cittadina, di qualche sia che l'ha scontrato in la sua vita, che gli faccia rammentare soprattutto ciò che lui luogo e gli dà ancora di più piacere a Allora, giocare. m'aveva l'occasione di buttare in 'sti personaggi, ma quando ego o personaggio di Jean Cam, o Spaluzzato, di zia Margherita, mi si pare di no che c'è come una spesa, mi sbugiarderebbe se non è o caso, ma come una filiazione, di risate che lo si ritrova in degli anni '80 all'epoca di Teatro Mascone. Siete d'una certa maniera in da seguita di que? Ah beh sì, si può dire in una seguita di un teatro mascone perché è stato di noi, la nostra generazione, è stato una riferenza di noi maggiore a noi stessi perché l'abbiamo esuitato, è stato per noi una riferenza di un teatro corso, teatro mascone, no? E a Edusolo faceva tutti i personaggi popolari che abbiamo in Corsica e soprattutto quelli che partivano da Marinlà e che voltavano quell'accento di radio che aveva radicato passi franci. E come E soprattutto come un teatro mascone, come di noi teatrino, non sì. mica i storti che erano di noi di Seppica qui e che hanno arrivato, ma il teatro mascone per me stesso è stata una riferenza maggiore. Sempre in dess'idea popolare di noi di un quadro dove situate. Bon, c'è a scena, ne parleremo di vostri spettacoli e di edate che si affaccano di noi, ma c'è di noi un lato che di, digeremo il fatto di portare il teatro e questi personaggi in Cherudio e di fare scenette così all'improvvisata in Cherudio, in di quadri di vita, è come se lo gira l'idea di far campare questa società e questa mezza magagna, digeremo, a mezza gente. E beh, ecco, perché per me il teatro popolare è un teatro odinco, e a vita è un teatro, farà una riferenza a Charlie Chaplin che ha detto che a vita era un teatro ma senza ripetizione, e è un teatro in dove si trova, in dove si scontra in dei caruggi popolari. E per me è stato Carudi di Borgo o San Carlo in Ajaccio, che sono stati due punteggi di questi Carudi popolari della città di Ajaccio, in due ho campato citato un teatro vivo, in dove vedevo giusto appunto questi personaggi in colori, che spaziavano passi stretti, passi Carudi, e non si rendevano manco conto che erano personaggi vivi di teatro. È stato un mondo di radio, in mie prime ripetizioni l'ho avuto in quel luogo. Ecco. Ci hanno contato una vola, quella d'una vita studa, e con me nella mia scuola io la mangio piuda. Ci parlava d'un vecchietto che prezzava nelle tasta e portava per stiletto a sono in greppo asta. Minuto era io, ma così grosso il busto, e mettia sale in zucca a valse allo giusto. Giusto appunto con questi personaggi di Zidelina che voi ti bandite, di Ueti Ayaccio, c'è un lato della penuccia e anche dell'attitudine di questi personaggi, dell'imbuleggio sociale che c'è da redua alle problematiche che sono da redua alle scene e all'opera di Teatro Nostrali. C'è forse un lato di noi a penuccia felignano, a mezzo a sto ricordo che è centrato in un personaggio che, tra virgolette, so ciocche.
Ah, so ciocche più che ciocche. In Bastia aveva Magani, in Aiaccio aveva Vlachina, ma vogliamo i lui e beh, dai, da un cocktail Milotov, come lo diceva uno che campava giusto appunto in Guido Garugio, un cocktail Milotov, e il ha giù campato, e poi quando so fatto le prime volte, la prima volta in Garugio in cui i miei personaggi, mi si parto che campavo torno Aiaccio una volta perché le persone che avevano conosciuto su campato di Saiaccio di una volta e beh si piaceva a giocare a gioco giusto appunto a far rinascere quei vlachini che erano in quei bocchi di nostri anziani e quello burlesco naturale e beh mi sono campato a fare in caruto in questi personaggi perché mi si parte di rinascere a Aiaccio di una volta in questo teatro. Allora, nemo da parlare di suo teatro, emo da stare con voi Pedro Squarcini, ci da ridurre da a qualche minuto e poi parleremo di questi personaggi, di l'opere che sono tessute in giro a questi personaggi di teatro nostrale e poi di sicuro di giochi che si fa in delle settimane, in dei mesi a bene per il teatro nostrale. State con noi, ci ritroviamo da a qualche minuto. E siamo sempre in compagnia di Pedro Squarcini per parlare dell'attualità, di un mondo, perché di un mondo, di un teatro nostrale. Pedro Squarcini, parliamo di questi personaggi. Allora, non solo di parlare di ebezze costruite in giro a questi personaggi, c'è qualche star che giungono. Ce n'è uno, per esempio, che a me mi fa già sapere, di un personaggio di Jean Cam, alias Giancamelo, dunque sformato per una vita penucciaio parigina Jean Cam, che rappresenta ad una certa maniera qualcosa che ti è stato assai curante in Corsica, tipo i buff. Di un po' certo tempo. Yeah. Beh, Jean Cam, Jean Cam è quello giovanotto che per tutto passi franci, o da fortuna da Sorbonne, a mezzo a tutti quegli altri in Talamat, come poi in più è sprezzante Jean Cam. Jean Cam è un personaggio assai sprezzante, attaccante quantunque, ma è sprezzante perché ha conosciuto altri affari che ha Corsica, allora les pare essa appena superiore all'altro di suo parenti, e beh, conosciuta a 8, ma un amico che Sa Margherita è da conosciuto ancora di più a 8 e a 8 paesana. Allora si fa che Jean Cam quando lui torna per suo conflitto di o Covid come l'ha chiamato, beh, è stato confinato in Corsica, è stato ben obbligato di stare in da famiglia e di rinascere in tutte le abitudini e come tu dici le abitudinacci di famiglia che non supporta più perché li stufa tutta sa maniera perché è appena superbo educa ha fatto grandi studi di psicologia sicura che non si può mica paragonare in quella vita paesana di sua famiglia. Ecco, Jean Cam è così. E giunge quella vecchietta zia Margherita a ricordargli e o Galadeo e a Viletta, mi pare. Zia Margherita, quando tu pensa io, a 97 anni che sono sempre in traccia di lavare i sopani, a soprattutto di Sorbonaccio come il Durice. Allora non si arrementi più che l'ha giurato un peta e del suo fratello sino all'anno di 4 anni. All'anno di 4 anni ha associato un petto. Ma che non si ricorda più che l'ha giocata in camera di drogola questo qui, E allora, monsieur, perché è partita da Marilla, è tornata a Galateo, la dia caccia io Galateo. Ma la zia, sta famiglia un cu di grazia che poi ci siete per tenere la rita, mi pare. Zitto, ma Candri, se tu sapissi, c'è che mi faccio niente, ma sono sempre in cudiase per me gognata, in tracce di impastare, in tracce di lava, di bucate di pane a ogni all'altro. Ma sono mica qui, per mettere penne d'ordine da quella famiglia, mi scimisciano, se marisa il paese. No, una famiglia onorabile come me. Saprò dentro mio marito, tinto. E se non c'era dunque Pedro Squarcini a portarvi in scena dunque e a fare tutto il suo universo che si sviluppa di questi personaggi che ne modo un viaggio d'accogliere, Jean Cam, zia Margherita, che ci portano in giro a pezzi di teatro dove c'è un universo. Quali sono oggi e pezzi che sono portati in scena perché ce ne parecchi da teatro nostrale?
Allora, signor Nicome, siete due suoi miei, perché a 97 anni mi faccio travagliare attorno. Allora, Pietro è bello bravo, Pietro, scrive, faccia cose, Mariso faccia la mise en scène, quindi può più, ma a scimiscia Mariso di noi, cioè dire che a scimiscia, ma soprattutto portami pommi macaroni e sempre perché pommi macaroni si imbuffano di pommi macaroni, ma gli buttacciò non di più. E ora vuoi tornare a famiglia o mi hanno sorriberisse. Ancora io mi andrei a vedere dopo anni, quello a noi va già aspettato, a Vabbè, forse tu di che era avere un mio mirabilis, mica horribilis, si sono sbagliati in tutto. tutto. Poi a mirabilis, l'ha detto anche un prete quando l'ha visto, ha detto non c'è manco bisogno di confessare, magari. Allora, ora torniamo in un paese da va, l'11 di Varadja, a giocare la non sorribelis. E il 17, o Pietro ha domandato per via di un Teleton, perché c'è un Teleton, e ha domandato di far giocare una pezza, e sapete sono i spartimenti, ne parliamo di spartimenti di noi, ne parliamo. E beh, andiamo a parlare il 17, non tascendo di uno spazio diamante. A casa per te, udioso per me, tutto se ne va, non si può parare. A casa per te, odioso per me, tutto se ne va, non si può parlare. Allora, in qualche parola, cara la Mesia, l'annus horribilis, di cosa seria l'origine di Abezza o il principio del scenario? Non è mica da spugliare Abezza, giusto per dire a Penuccia di cosa si tratta? Sicuro, mi zittete. Allora, la mia sorribilis, prima di essere horribilis, era il mirabilis, perché è cominciata la prima pezza che si chiamava pommi, macaroni e puttaccioni. Allora, a fine di questa pezza si può dire che il Scimone di Alessandra e di Lelletta sono mossi un telegomico che è arrivato un colpaccio in paesi, in Daesia stessa, e a noi sorriberisse, adesso a seguita, e noi si da passare un telegomico a massi cose, che non ti posso manco spiegare. Allora qui c'è la cantina, perché ti sempre la cantina, lo mio fratello. Allora, sono obbligato di tenere, ma Orzo Leone, mio nipote, conosci? Orzo Leone, mio nipote, si mangia tutti frutti e fondi caviar di mia casa. E sono obbligato di tenere la cantina. Ma non ti dico mica ciò che mi ha fatto. Mi ha fatto un corpaccio questo, mi ha fatto un corpaccio e sono obbligato a 97 anni di stare sempre qui davanti alla cantina. Di un crepadore ha trovato modo di fare qualcosa che mi ha messo appena a me ha ritirato una volta per tutte, vedete? Allora, qui per l'annus horribilis, e poi, dunque, qui si giocherà l'11 di Verradio a Inava, e poi dopo c'è il 17, un dove si fa il 17. Allora aspetta, già passa, penso che qui mi faccio, che tai, oh Maronna, aspetta già passa, oh Maronna, aspetta, ma candì, che passo, oh, che tai, ti staccio che tu sei. Allora. Pedro, viva de litigare, Zitto, ha piatto un nuovo trattamento di Luica. Non hanno mica fatto piccatura. Ma capito, non ha fatto un mancone da piccature, sempre lui, sempre in gamba. No, sì, vai a fare caffè, giungo. Allora, il 17, tu ti dici che mi ha giocato nella scena dello spazio diamante, i spartimenti, e la mi ha giocato al profitto del Teleton che mi hanno mandato, giusto appunto, di giocare una pezza, e hanno scelto i spartimenti, perché i spartimenti, ognuno ha passato giusto appunto in dei spartimenti una storia di radio personale, e noi le abbiamo campate in Comarigiò, le abbiamo campate in famiglia, e tanto c'è dunque un'idea di scrivere una pezza in giro ai spartimenti. Allora i spartimenti si possono spiegare in poche parole, e sono tre sorelle che non si parlavano più di più 20 anni, non si erano più viste dopo 20 anni, e si ritrovano in due giorni notari per l'apertura del testamento di Asotita Mamma che bene dimora. E tanto da essa un'apertura di Cerrato di Guedi perché
dai Tresulì ogni fermata in paese in cui a mamma, sempre a dichiarare la schiavitù di mamma, a seconda di scappati in Aiaccio e Madù, a seconda di Madù, dichiarare già prima in Gnulina, donc a paesana, ed è stata sempre a fianco a mamma, a seconda di Madù, che è da scappati in Aiaccio, e a chiamare la bomba della night, e a terza allora è Marica, che come a Jean Cam è alla stessa, e a sua cucina, e Mosse Passi Francia, è scappata Passi Francia, è diventato un artista di internazionale, e volta in un notario a scontrare tre solidi, e si ritrova in Nicolanda, in un notario che poi apre l'apertura del testamento davanti a un notario, scemo compio, una segretaria che è da un vedere i soldi e allora si appiccica tutti i nomi ricchi e popolari di città e un giovanotto, un clero di notario che è innamorata e disperata della segretaria ma non c'è maniera, ecco. Non c'è Cristo fa. Allora ricordiamo, a noi sorribilis l'onde di vera di una fa, per un deleton o spazio diamante di G7 i spartimenti, a casa per me, o dioso per me, di Aguello. Jean Cam, zia Margherita e Pedro Squarcini e tutta la vostra squadra, grazie a voi di essere stati in frequenziamo ora. Et grâce à vous, c'est maintenant qui vous remercier, mais à la revoyure, mon petit Marc-André, hein, surtout, quand tu passes par Ajaccio, tu peux y franca, hein, tu seras sempre una pino colada, comme dit Sandra Albi. Hein. À plus, Jean-Cam. Allez, à plus, mon ami, à plus, poto. Allez, buonasera. Allora, buonasera, un abbraccio a tutta la squadra del CFM e a ringraziare a tutti.